Una volta il Piave portava 400.000 metri cubi di sabbia all'anno, adesso ne porta 40.000. Quindi l'erosione è sempre la stessa, è il ripascimento naturale che non c'è più. E improvvisamente non c'è più nemmeno Renato Cattai, fra i più attenti conoscitori della realtà del litorale iesolano e veneto. Il presidente di Federconsorzi, il braccio operativo della manutenzione degli arenili, è mancato improvvisamente sabato scorso durante un weekend in cui al lavoro aveva anteposto la passione per la bicicletta. Voleva affrontare la salita verso il Monte Tomba da Querno e Bellunese, ma è stato colpito da un malore fulminante che non ha dato modo ai soccorsi di tentare una disperata rianimazione. Aveva 64 anni, gli ultimi 12 mesi non erano stati davvero facili per lui. Per iniziare da novembre, quando una violenta mareggiata aveva travolto l'hotel che gestiva nella pineta del Lido di Jesolo, il Palm Beach. Qui c'è tutto da buttare, diciamo che tutte le parti elettroniche, tutto quello che dobbiamo ancora recuperare, le parti elettriche, cioè tutti quei materiali, i motori frigoriferi, cose del genere, lavatrici, non lavatrici, sono tutta roba che non puoi assolutamente recuperare, perché una volta che la salsedine è entrata all'interno, anche lavandola, anche asciugandola, però non si recupera più nulla. Ironia della sorte, il progetto di protezione del litorale con le dune che Cattai aveva fortemente voluto era stato approntato in quasi tutta la costa iesolana, meno proprio nella zona del suo hotel. E poi, al momento della ripartenza dopo il lockdown per il Covid, una seconda pericolosa disavventura. Prima della riapertura di giugno era accaduto all'interno della piscina vuota dell'hotel che stava pulendo. Un volo di 3 metri che miracolosamente non aveva avuto conseguenze per lui, pronto a continuare a lavorare per la difficoltosa riapertura delle spiagge a fine maggio. Poi vedremo se le cose vanno bene, se nessuno si ammala, se tutti rispettano quelle che sono le indicazioni che ci vengono date, noi siamo pronti a riprendere, a reintegrare, a riproporre tutto quello che stiamo facendo, quello che abbiamo fatto in questi anni. Venerdì prossimo sarebbe stato quasi certamente rieletto per il nuovo mandato alla presidenza di Federconsorzi. La sua improvvisa scomparsa ha invece lasciato sgomenti, oltre alla figlia 22enne e alla moglie, anche chi aveva avuto a che fare nel tempo con il competente manager, i cui funerali sono stati fissati per giovedì nella chiesa di Piazza Trieste, al Lido di Jesolo.